Oggi, 6 maggio 2011, si è riunito a Villa Widman, a Mira, il Comitato regionale tecnico per il paesaggio, una giornata dedicata al paesaggio per operatori ma anche aperta al pubblico. Una giornata di contenuti tecnici ma anche di grandi suggestioni. Un momento che condividiamo insieme a Marino Zorzato, vicepresidente della Regione Veneto, e Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia. Pianificare il territorio, pensare al paesaggio, pensare al nostro Veneto e non pensarlo per le persone, con le persone, credo sia oggi antistorico, mettiamola così. Quindi non si può governare un territorio se non per i propri cittadini. Sono i protagonisti del territorio. È un insieme, no? È proprio questo insieme che si trasferisce non solo in un concetto più ampio di paesaggio, ma si trasferisce anche in un metodo di lavoro, dove ogni elemento da solo non può fare niente. Unito a tutto ciò che sta attorno permette di fare del Veneto una ancor più grande realtà. I luoghi. Beh, credo che stiamo parlando spesso del futuro del Veneto. Si parla che attraverso la cultura e il turismo possiamo rilanciare il Veneto. E come lo rilanci se non con i luoghi? I luoghi che devono essere apprezzati, vissuti, condivisi. Ecco, mi piace condivisi, nel senso i luoghi che vogliamo noi, per noi prima di tutto, per noi veneti, per poi proporli al mondo. Vivere nel Veneto dà emozione, basta semplicemente alzare gli occhi, girarsi a destra e a sinistra, tutto ciò che ci sta attorno è straordinario. Oggi nel convegno che abbiamo fatto la parola bellezza ha in qualche modo fatto da filo conduttore ad ogni intervento. La prima legge nazionale sul paesaggio parlava di bellezza. Beh, io sono un po' forse partigiano, ma il Veneto è la culla della bellezza. Mi piacerebbe che un mio concittadino avesse voglia di stare in Veneto a passare il fine settimana, di riproporre per lui il piacere di condividere la bellezza del Veneto. 4.000 ville venete, 4.000 paesaggi straordinari, 4.000 piccoli tesori che abbiamo in Veneto da prima di tutto proporre a noi veneti. Le ville venete costituiscono un patrimonio straordinario di questo Veneto e oltre ad essere un patrimonio da un punto di vista paesaggistico sono anche un patrimonio da un punto di vista storico, quindi rappresentano la nostra cultura, la nostra storia, da dove proveniamo, e sono anche grandi luoghi di richiamo, quindi qua viene un significativo numero di turisti e quindi ci permette anche di presentarci al mondo. Allora io credo che elevare il nostro territorio mettendo in evidenza quelle che sono le sue risorse anche da un punto di vista patrimoniale sia assolutamente una opportunità in più che noi diamo al nostro paesaggio. Noi stiamo progettando la prospettiva del futuro. Credo che il futuro sia per i giovani. Allora io mi auguro che l'università, i giovani, ma non solo i giovani che studiano, anche i giovani che vivono i gruppi di partecipazione, questa nuova realtà che esiste, che è il cuore pulsante del nostro futuro, partecipi. Ecco perché ha porte aperte. Perché credo che tra noi, regione, comune, provincia, tra noi il ministero, tra noi gli addetti ai lavori, molto ci parliamo. Dobbiamo parlare agli altri, ma gli altri, i giovani, parlare a noi, dirci se quello che stiamo realizzando è il Veneto che loro vogliono. Perché o facciamo il Veneto per il futuro di chi oggi è giovane o il Veneto per chi lo facciamo. Questa è la sfida.